I due fratelli accusati dell'omicidio di Rosolino Celesìa restano in carcere. È arrivata infatti per loro la convalida del fermo. Nel frattempo le indagini proseguono e forse stanno per arrivare ad una svolta sull'omicidio dell'ex calciatore. C'è un video che mostrerebbe il fratello maggiorenne pochi secondi dopo che Rosolino Celesìa era stato ferito a morte fuori dalla discoteca No 3 di via Pasquale Calvi a Palermo e in mano avrebbe avuto una pistola. E c'è la confessione del fratello di 17 anni che ha ammesso di aver sparato almeno 2 volte contro Celesìa a pochi centimetri di distanza dopo una rissa scoppiata, pare per futili motivi, quando ormai erano le 3 di notte di giovedì. Le indagini sull'omicidio di Lino Celesìa, 22 anni, morto all'ospedale civico, hanno qualche punto fermo, ma sono tanti gli aspetti oscuri ancora da chiarire. Ci sono ancora tanti interrogativi, come la confessione del minorenne che non convincerebbe gli inquirenti sulla responsabilità del minorenne, che si è autoaccusato dopo aver inizialmente detto agli inquirenti di avere solo partecipato a una rissa. Si concentrano gli accertamenti della scientifica. Nel delitto di Natale c'è anche un altro interrogativo che solleva tanti dubbi: perché si va a ballare con una pistola? Perché in una serata di divertimento ci si prepara come se si dovesse andare a un duello da Far West? Pistola, cazzottiera? In tutto questo prefetto, questore e sindaco hanno promesso maggiori controlli, ma la sensazione è che non basti. È necessaria un'assunzione di responsabilità da parte di tutti, ha detto il prefetto di Palermo Massimo Mariani. E infine c'è stato un giro di vite delle forze dell'ordine a Palermo dopo appunto le risse e le sparatorie nei luoghi della movida. Controlli e sanzioni: sono state identificate 354 persone, di cui 66 con precedenti di polizia, controllati 209 veicoli ed elevate 58 sanzioni amministrative per infrazione al codice della strada, 3 i veicoli posti sotto sequestro. Con la corsa allo shopping last minute del weekend sale la spesa dei siciliani per i regali di Natale 2023 da mettere sotto l'albero, in aumento di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno scorso, secondo i dati di Confcommercio Format, nell'analisi sui consumi del periodo festivo. Ma cosa comprano i siciliani? La lista delle preferenze vede in cima i prodotti enogastronomici, subito dopo i giocattoli, ma resistono sul podio anche i prodotti per la cura della persona, che tendenzialmente hanno fatto registrare la crescita più consistente. Seguono i capi di abbigliamento, libri ed ebook e le carte regalo. Più in basso nella classifica dei regali di questo Natale, trattamenti di bellezza, giochi elettronici e abbonamenti streaming. Ci sono anche altri settori scelti dai siciliani che si orientano su vino e liquori, viaggi e pacchetti prepagati e ancora smartphone, calzature e prodotti per la pratica sportiva. Aumentano i doni sotto l'albero, ma a che prezzo? Secondo Coldiretti, una buona maggioranza di consumatori ha deciso di contenere il budget sotto la soglia dei 100 euro. Qualcuno arriva fino a 200 euro, mentre il 12% si spinge fino a 300 euro. Ma c'è anche un 11% che spende tra 300 e 500 euro, un 2% che arriva a 1000 e una ristrettissima minoranza dell'1% che supera i 2000 euro. E poi c'è chi non rinuncia a festeggiare fuori casa il Natale. 8 milioni e mezzo di italiani hanno infatti le valigie pronte, ma potrebbero aumentare se i 2 milioni di indecisi partissero all'ultimo minuto, anche se per i siciliani restare a casa potrebbe essere la scelta migliore, poiché dal punto di vista climatico un campo di alte pressioni abbraccia in questi giorni la regione, assicurando tempo stabile e assolato ovunque. Gli esperti di Trebi Meteo garantiscono che le festività più attese dell'anno si trascorreranno quindi all'insegna del sole in Sicilia. Slitterà di poco più di un mese il ricongiungimento tra Miele e la madre naturale. Un provvedimento del Tribunale di Catania ha stabilito che il piccolo Vittorio Fortunato, così come lo hanno chiamato in ospedali sanitari che lo hanno soccorso e lo hanno accudito, tornerà a Modica il 31 gennaio dopo aver vissuto i primi 3 anni della propria vita con una famiglia affidataria che se ne è presa cura dopo l'abbandono. Il piccolo era stato dato in affido alla coppia che ne aveva chiesto l'adozione, ma la madre naturale, seppur in maniera tardiva rispetto ai termini di legge, ha chiesto di riaverlo con sé e la Corte d'Appello di Catania, con il provvedimento confermato dalla Cassazione, ha disposto che sarebbe dovuto tornare da lei entro il 28 dicembre. Adesso, per il bene del bambino, si sta cercando di individuare dei percorsi condivisi con psicoterapeuti e psicologi tra le due famiglie per rendere meno traumatico il distacco dalla famiglia affidataria che lo ha cresciuto dal 16° giorno di vita fino ad oggi.
La vicenda di Miele è alquanto controversa perché attualmente la madre naturale è a giudizio per abbandono di minore. Il padre, che non vive con la donna, invece è già stato condannato in primo grado a 2 anni di reclusione. A Modica il piccolo ha anche un fratellino e una sorellina. Una storia che in questi mesi è diventata inevitabilmente mediatica dopo che i genitori affidatari hanno lanciato una petizione online che ha raggiunto quasi 40.000 firme e nella quale si chiede che il bimbo rimanga nella casa dove è cresciuto e dove ha trovato amore dopo il trauma dell'abbandono. 2 termovalorizzatori e 26 impianti intermedi, 14 di prima fascia, 12 di seconda fascia, tutto per sostituire le discariche e chiuderle definitivamente. È la sostanza del piano regionale dei rifiuti che si farà entro la fine della legislatura. I 2 termovalorizzatori saranno realizzati, uno a Catania e l'altro nel Palermitano, ma saranno accompagnati da 2 gruppi di impianti intermedi, come detto, 14 TM, ovvero i sostituti degli attuali TMB, che sono 8, che tritano i rifiuti, e poi da 9 a 12 impianti per il trattamento dei rifiuti domestici. Lo conferma l'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro, secondo il quale questi impianti saranno pronti entro la fine della legislatura e non soltanto il piano, quindi ne vedremo gli effetti entro il 2027. Si arriverà a una rete di impianti capace di soddisfare l'intero fabbisogno regionale di smaltimento, ma anche di abbassare i costi per i cittadini e le aziende e dunque evitare di conferire in discarica o di inviare all'estero fuori regione. Nel nuovo piano regionale si punterà sulla raccolta differenziata, ma il cuore della strategia resteranno i termovalorizzatori. Ci sarà una rete territoriale di impianti intermedi collegati con le piattaforme prima e con i termovalorizzatori poi, per chiudere il ciclo integrato dei rifiuti. La Regione potrà anche aprire ai privati attraverso bandi con condizioni precise. Gli impianti che producono biogas, ad esempio, godendo di contributi statali, devono essere funzionali anche alla riduzione delle tariffe. Questo assieme alla modernizzazione degli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Si chiude una stagione piena di successi e di soddisfazioni per il Teatro Massimo Bellini di Catania, che si avvia alla fine dell'anno con un bilancio più che positivo. Crescono le presenze, aumenta la programmazione. Dal nostro punto di vista l'offerta qualitativa e quantitativa è cresciuta tantissimo. Tutti i nostri concerti sinfonici, ma anche la stagione dei recitals, la stagione lirica, i concerti straordinari, ogni appuntamento ha registrato il tutto esaurito. Stiamo già pensando a un aumento della stagione sinfonica, un altro turno per quanto riguarda la stagione lirica. Si parte il 26 al Politeama di Palermo con la musica gospel americana. Il 27 arrivano le interpreti della formazione corale giovanile del Teatro Massimo di Palermo con un concerto che spazierà tra linguaggi, stili e tradizioni musicali differenti, da Bach a Leonard Cohen, da John Lennon a David Lang. Il 30 dicembre alle 20:30 è la volta del Teatro Massimo Bellini di Catania, con un ricco programma di musiche classiche. Dalla Carmen di Bizet al Rossini, al Guglielmo Tell, ma ancora i valzer dell'Onieghin, il valzer del Pipistrello, lo Schiaccianoci, la buffa e simpatica sinfonia dell'opera del Don Pasquale. Questo anche per rendere omaggio a un canto lirico che è stato riconosciuto dall'UNESCO proprio da pochissimo patrimonio immateriale, dell'umanità. Un Natale in musica, insomma, ma soprattutto all'insegna della cultura per tutti. Natale per tutti, anche per chi è in difficoltà. La mensa del Pantheon a Siracusa ogni giorno è attiva per dare un pasto caldo ai più bisognosi. Oggi però non preparano i parrocchiani, ma gli chef. Qual è il menù di oggi? È un menù semplice, nel senso che è un menù da sport, quindi abbiamo cercato di fare cose che possano essere mangiate durante tutta la giornata. Dall'insalata di polpo alla parmigiana, alla caponata, al pesce spada gratinato, al timballo di anelletti, alla impanata, insomma, il panettone, il pane. Dal primo al dolce si pensa a tutto. Chi è solo non può permettersi un piatto caldo, in questi giorni di festa lo avverte ancora di più.
ma gli chef lasciano i ristoranti per venire qui e dare una mano d'aiuto. Offrire una prelibatezza per dare un sorriso a chi soffre è l'obiettivo. Dare a loro quello che di poco c'è dello spirito natalizio, purtroppo nelle loro famiglie un po' disagiate, disastrate, e quindi per noi è un onore fare questo, quindi di smettere dai nostri abiti lavorativi giornalieri e dare a loro la possibilità di sorridere con un pasto che gli riempie il cuore. Noi per voi è il titolo dell'iniziativa, diventata ormai una tradizione, un gesto d'altruismo che vale tantissimo. È l'iniziativa che è scattata a causa del Covid, che poi si è consolidata in questi 3 anni. I ristoratori, anziché chiudersi in se stessi, hanno messo a disposizione le loro professionalità. Dopo 3 anni di stop torna il Presepe Vivente di Custonaci, giunto alla 39esima edizione. La rappresentazione sarà visitabile dalle 16 nei giorni 25, 26, 27 e 28 dicembre e nei giorni 5, 6 e 7 gennaio. Come sempre il protagonista, la Grotta Mangiapane, antico insediamento preistorico che dal 1983 ospita la Natività. Circa 300 i figuranti, tutti rigorosamente in costume d'epoca, che rievocano antichi mestieri ridotti al lumicino del tutto scomparsi, patrimonio della cultura siciliana. L'edizione 2023 presenta delle novità. Il percorso, che dal 2006 è patrimonio dei beni immateriali della Sicilia, inizierà infatti nel centro storico di Custonaci, arricchito dai mercatini di Natale. Il Natale nel nostro borgo di Custonaci come momento di promozione territoriale, di valorizzazione dei suoi beni culturali, architettonici, religiosi. Ecco, un momento per dare uno spot di promozione, una vetrina legata al territorio, ma anche ai prodotti tipici, alle nostre realtà, che sono certamente apprezzate ogni volta che i visitatori e turisti in qualche maniera percorrono il nostro territorio. Torna la Natività anche a Calatafimi. Il Presepe Vivente sarà visitabile il 26, 29 e 30 dicembre e il 6 e 7 gennaio. Location della suggestiva rappresentazione vivente della Natività, l'antico quartiere di Lificarelli. Qui, ad animare la rappresentazione sacra tra vicoli e botteghe artigiane, si muoveranno 200 figuranti in costume d'epoca. Il 6 gennaio il Presepe culminerà con l'arrivo dei Re Magi. 19 punti in 19 giornate, l'ultimo arrivato contro il Monopoli, carico di rammarico per una mancata vittoria che sembrava alla portata del Messina dopo la prima mezz'ora. Giallorossi spuntati per le assenze di Plesce ed Mausso e la pochezza tecnica delle alternative in attacco. È toccato al centrocampista Franco sull'assist di Ragusa trasformarsi in uomo gol al 20° minuto di un primo tempo ben giocato dalla squadra di Modica. Sull'unico errore in fase difensiva è maturato nel recupero il pareggio di Starita, chirurgico in diagonale. La rete subita alimenta le insicurezze e nella ripresa si pagano gli effetti, perché a parte il palo di Ortisi i peloritani faticano a trovare spazi. Luciani, Zunno e Cavallo non pervenuti, mai un dribbling o un'incursione, un segnale chiaro in ottica mercato. Al Messina servono un attaccante centrale e almeno un esterno in grado di fare gol. Ai saluti il difensore Michele Ferrara, non convocato e pronto a rescindere per accasarsi con l'Andria in Serie D. Contro il Monopoli si è persa un'occasione per uscire dalla zona play-out, ma forse è meglio non illudersi e rendersi conto dei limiti tecnici di una squadra che ha mascherato i problemi con 8 punti nelle ultime 4 giornate.